Un protocollo d'intesa è stato firmato oggi in prefettura tra il prefetto di Agrigento Filippo Romano e il direttore dell'Archivio di Stato Rossana Florio. L'iniziativa servirà per sviluppare le attività di collaborazione congiunte in vista anche della preparazione di alcune esposizioni che la prefettura ha intenzione di fare con l'anno nuovo, in occasione anche come evento di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Anche la responsabile dell'archivio notarile ha annunciato alcune iniziative che si svolgeranno con l'anno nuovo. Direi che l'importanza è centrale, perché è vero che le emergenze assorbono la gran parte dell'attività delle prefetture, come dei comuni, come di molti uffici. Noi siamo una regione che per ragioni storiche vive continue emergenze, l'emergenza dell'acqua, l'emergenza dei rifiuti, di cui ci stiamo occupando, ma proprio queste ragioni storiche che ci costringono a questo continuo inseguire l'emergenza meritano di essere comprese. Se noi non comprendiamo il passato non possiamo capire il presente e neanche immaginare quello che potrà essere il futuro ed essere preparati. Le ragioni quindi di questo protocollo con l'Archivio di Stato sono soprattutto queste, ragioni di studio e anche di, ragioni didattiche, perché faremo insieme delle attività, la prima delle quali comincerà intorno all'Epifania, con le quali mostreremo il patrimonio storico di grandissimo rilievo che ha l'Archivio di Stato e la Prefettura di Agrigento a tutta la popolazione. Naturalmente lo mostreremo con attività didattiche, quindi con guide che spiegheranno, non faremo un freddo museo, ma organizzeremo degli incontri, delle passeggiate giù nell'alloggio di rappresentanza che ormai stiamo utilizzando sempre di più come spazio espositivo. Nell'occasione di questa esposizione è prevista per il mese di gennaio una selezione di documenti che riguarda il fondo atti del gabinetto della prefettura, documenti che restituiscono l'idea della complessità del fondo della prefettura e la ricchezza del patrimonio storico-culturale che è custodito presso l'Archivio di Stato di Agrigento. Ecco, farete delle mostre, il prefetto ha parlato dell'esposizione, quindi voi darete il vostro contributo. Naturalmente questa è la prima esperienza, ne seguiranno altre, è un'esperienza significativa perché ha visto anche la collaborazione degli studenti del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento. Ci sarà una conclusione anche particolare con un evento musicale di cui poi si darà successiva comunicazione. L'Archivio di Stato in continua evoluzione. Sì, l'Archivio di Stato è in continua evoluzione, sono già in cantiere molti altri progetti che avranno corso durante il 2024 e poi durante il 2025, sempre alla ricerca di nuove modalità di ampliamento della fruizione del patrimonio e valorizzazione dello stesso. Organizzerete altri eventi, se ci può anticipare qualcosa? Sono già programmati gli eventi del calendario ministeriale 2024, a cominciare dalla giornata del paesaggio 2024, la giornata Dante Dì sempre 2024 e poi seguiranno delle altre attività dal Festival degli Archivi a quelle poi conclusive delle esperienze didattiche ed educative che sono attualmente in corso.